Chi rispetta le regole rimane nel campo, chi non le rispetta venga allontanato quanto prima. Tuoni e fulmini in lontananza, la bufera non è passata nel cielo sopra Palazzo Trissino. Ancora una volta a catalizzare tensioni al campo nomadi di Via Cricoli, dove guarda caso è appena scaduto il canone d'affitto delle piazzole di sosta. Il centrodestra vuole sapere se i nomadi hanno pagato quanto dovuto, 100 euro all'anno, un costo contenuto considerato che i vicentini, per abbonarsi ai parcheggi della città, pagano quasi la stessa cifra, sì, ma al mese. Certo, se al campo di Via Cricoli qualche famiglia si ostinasse a non versare il canone, allora persino i più ottimisti inizierebbero ad avere dubbi anche sul saldo ben più oneroso della famosa bolletta dell'acqua che non è ancora stata pagata. Ma sui canoni d'affitto delle piazzole di sosta, l'articolo 9 del regolamento comunale parla chiaro. Chi non paga il canone di affitto, a queste persone deve essere revocato il permesso di stare lì. Eppure, se i nomadi fossero mandati via dal campo, il problema potrebbe deflagrare perché inizierebbero a girare, a gravitare in città senza una collocazione precisa. In realtà questo è già iniziato, infatti quello che accadeva in zona Mercato Nuovo e quello che accade oggi in zona Centro Palladio è questo. Chiaramente però se l'amministrazione non applica le regole e non usa il pugno di ferro nell'allontanamento, difficilmente riusciremo ad allontanarli dal territorio. Pugno di ferro, per questo il centrodestra punta gli occhi sul canone d'affitto delle piazzole di sosta, pretende verifiche da parte del comune ed è pronto a tornare alla carica per chiedere la testa dell'assessore Isabella Sala. Siamo pronti ad intervenire direttamente nei confronti dell'assessore qualora non pagassero i nomadi ancora le bollette. Noi ci aspettiamo molto semplicemente che l'amministrazione faccia delle verifiche e revochi il permesso a chi non ha pagato l'affitto.